pioggia, grande successo per la 97esima adunata degli alpini a Genova, applausi ed emozioni quando sfilano gli alpini veneti. Andando contro il regolamento, il sindaco di Treviso Conte sfila a Genova con il cappello di Gentilini, poi si scusa con il presidente Ana, ha promesso che non succederà più. Incidente nella Marca nelle ultime ore in A27 a Montebelluna, 2 auto escono di strada e si ribaltano, 4 feriti, in ospedale mamma e figlia di una coppia di coniugi. Ladri immortalati dalle telecamere tentano di entrare nella villetta di una coppia in viaggio di nozze, i neosposi decidono di anticipare il rientro, succede a Preganzioli. Da Cisona a Follina per Dinenoi, pesticidi in agricoltura, oltre 400 persone hanno marciato tra le colline patrimonio UNESCO. Baby vandali in azione in via Castelmenardo a Treviso, gettati nel canale Siletto alcuni arredi dello studio di un commercialista, a dare l'allarme i residenti. Gli studenti del Max Planck di Lancenigo si qualificano per le finali internazionali di robotica in Canada e in Turchia, ma le trasferte sono onerose, l'appello dei docenti per trovare i fondi necessari. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque avete visto, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo perché è terminata davvero poco fa la nostra lunga maratona iniziata alle 7:30 per raccontare insieme a voi la 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova, una grande festa degli alpini e delle penne nere, e noi iniziamo proprio da qui, proprio da questa grande festa. Lo facciamo insieme ai colleghi che si trovano lì ancora a Genova, il nostro Lucio Zanatto insieme a Tommaso Migot. Lucio, buonasera, appena terminato lo sfilamento, abbiamo visto. Sì, buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Ti devo correggere perché non è solo oggi la lunga maratona di Antenna 3, ma del gruppo Media Nord-Est, che è cominciata giovedì scorso per raccontare questa adunata di Genova, questa 97esima adunata che era partita non sotto i migliori auspici, l'abbiamo detto e ribadito più volte. Allora siamo venuti un giorno prima per capire se veramente Genova voleva abbracciare questi alpini oppure se in realtà questi alpini erano, come qualcuno diceva, scomodi. In realtà possiamo dire, al termine di questo sfilamento, al termine di questa giornata, vedete ormai questo è il palco d'onore, è vuoto, il passaggio della stecca è avvenuto con Brescia, insomma l'avete notato. Ecco, possiamo dire che Genova, i genovesi hanno abbracciato gli alpini e gli alpini hanno invece invaso e conquistato soprattutto Genova e i genovesi. Però io voglio cominciare da un'altra storia, voglio cominciare dalla storia che è tipicamente trevigiana e veneta, ed è una storia che parla di un cappello alpino, un cappello che l'anno scorso a Biella non ha potuto sfilare, ma che invece qui a Genova ha sfilato a un anno di distanza. Sto parlando del cappello di Giancarlo Gentilini, del sindaco Gentilini, che la moglie Maria Gentilini, ma soprattutto il sindaco Mario Conte, quest'anno hanno voluto fortemente far sfilare, perché per Gentilini le adunate erano importantissime. Era un giorno che si prendeva dal suo impegno quotidiano da primo cittadino e ovunque fosse l'adunata lui c'era. E allora partiamo da questo servizio perché? Perché il sindaco, pur di far sfilare questo cappello, ha forzato un po' la mano agli alpini trevigiani e poi naturalmente ha chiesto scusa. E allora vediamo insieme il primo servizio. È la sorpresa di questa 97esima adunata, almeno per Treviso. Quello che vedete è il cappello di alpino, anzi di artigliere alpino, di Giancarlo Gentilini, che finalmente sfila a un anno dalla morte. Queste immagini destinate a diventare il simbolo per Treviso della 97esima adunata degli alpini di Genova. Il sindaco Mario Conte, andando contro il regolamento che aveva imposto una limitazione alla presenza nelle adunate dei cappelli degli alpini andati avanti, salvo specifiche deroghe, sfila stringendo tra le mani quello di Giancarlo Gentilini, scomparso un anno fa. All'adunata di Biella del 2025 l'assenza del simbolo alpino appartenuto allo sceriffo era stata accompagnata da polemiche.
È un conto orgoglioso quello che a Genova ha deciso di esserci portando il ricordo di Gentilini. Lui orgoglioso di essere alpino, lui che non era mai mancato alle adunate, da Latina a Brescia a Bergamo, riconosciuto, salutato, acclamato. Preferirei fosse lui a indossare il suo cappello, però insomma Giancarlo è qui, ci guarda dall'alto, è qui con il suo cappello. Fatemi ringraziare la famiglia che mi ha concesso questo grande privilegio, questo grande onore di rappresentare un sindaco in più, un alpino in più e un amante dell'Italia, degli italiani, degli alpini in più. E quindi davvero un'emozione unica, insomma è qui con noi, lo sento, lo sente la gente perché tra i saluti tanti urlavano Gentilini solo per la presenza del suo cappello. Mario Conte, consapevole di aver in qualche modo forzato il regolamento, concluso il momento ufficiale dello sfilamento, si è subito diretto verso il presidente della sezione ANA di Treviso, Giacomin, per scusarsi. Ma il protocollo non prevede, però credo che ci siano dei sentimenti, delle emozioni che vadano un po' oltre i protocolli. Mi sono scusato, però lo dovevo a Giancarlo Gentilini. Non è peraltro per cattiveria, ma certamente abbiamo delle regole da rispettare e noi cerchiamo di rispettarle, quindi capisco il sindaco, però ci ha promesso che non lo farà più. Ecco, proprio per questo l'immagine di Genova del cappello di Giancarlo Gentilini passerà alla storia, perché probabilmente non capiterà più. E questo è, diciamo, il primo servizio che vi racconta cosa è stata questa 97esima adunata nazionale degli alpini. Mentre vedete dietro alle mie spalle il pennone dove fino a qualche minuto fa la bandiera italiana sventolava, adesso a Mainata ha dato il segno della chiusura dell'adunata nazionale. Allora ripercorriamo questa adunata, ma soprattutto lo sfilamento di oggi nel secondo servizio. Le mille lingue dei nostri alpini, trevisani, vicentini, veronesi. È da poco passato mezzogiorno, la pioggia che aveva bagnato l'avvio dello sfilamento smette di scendere. L'emozione di Genova è tutta per le penne nere del Veneto con la sezione Cadore in testa. Vanno all'assalto del cielo con la nudità delle rocce che piantano la punta nell'azzurro e si vestono in alto di sole. Signore e signori, davanti a voi la sezione Cadore! Sfilano gli alpini di Belluno e Feltre portando in alto i valori del corpo, la solidarietà, la vicinanza, quella mano sempre tesa quando ce n'è bisogno. Alpini, coerenza, forza, fatica, durezza. È la sezione di Valdobbiadene ad aprire lo sfilamento degli alpini trevigiani. La cultura della bellezza è radicata, lo è in ogni anfratto, in ogni colle, in ogni luogo, lo è perché questa è la terra di Valdobbiadene. Sfila il reparto Salmerie quest'anno senza i suoi muli che avrebbero dovuto camminare accanto ai bambini delle scuole, fermati però da questioni burocratiche. Ma lo spirito del reparto è qui, come è forte il cuore delle penne nere di Vittorio Veneto e di Conegliano. Dal 1887 Conegliano parla alpina. Sotto il palco delle autorità sfilano veci, boccia, sindaci orgogliosi di camminare accanto a chi nelle difficoltà è sempre pronto a fare la propria parte. L'applauso per la sezione di Treviso. Signore, signori, autorità, davanti a voi, questa è la terra del Piave, del Grappa, del Montello, la sezione di Treviso. È il cuore che batte forte per le proprie comunità. In testa il presidente della provincia, a fianco i rappresentanti di quei 100 e 100 comuni che vanno sotto il nome di Marca Trevigiana, la marca orgogliosa, la marca gioiosa e tamorosa. Dalle montagne e dalle colline al mare alla pianura con le sezioni di Venezia e Padova. Siamo la voglia di guardare avanti e di illuminare, lasciatecelo fare. Questo è il messaggio che oggi gli alpini della 97esima adunata lanciano al nostro mondo. Lasciateci fare gli alpini. È un crescendo di emozioni che accompagna gli alpini del Vicentino con la sezione Monte Ortigara Asiago ad aprire lo sfilamento. Davanti a voi gli alpini sfilano, gli alpini della terra vicentina
fedeli custodi dei nostri eroi, signore e signori, la sezione Monte Ortigara, quelli di Asiago, gli alpini altopianesi. E poi loro che arrivano dalla città che incarna appieno l'animo alpino con il suo ponte conosciuto in tutto il mondo, le Penne Nere di Bassano del Grappa. Signore, signori, autorità, ecco a voi gli alpini del Monte Grappa. Monte Grappa, tu sei la mia patria. Da Marostica, Valdagna, Vicenza, Monte Pasubio, ricordando passato, presente e futuro del corpo alpino. E accogliamo allora con un applauso la magnifica sezione alpini di Marostica. Ricordiamo l'attività da sempre portata avanti dai gruppi che sempre attraverso l'impegno dei loro soci riescono a concretizzare quell'azione capillare di sostegno e continuità dei nostri valori. Ecco allora arrivare altri figli del territorio vicentino. Ecco a voi incedere orgogliosa per le vie di Genova la sezione alpini di Vicenza. È la sezione di Verona a chiudere il raggruppamento veneto, orgoglioso di essere a Genova, orgoglioso di esserci sempre. E quello delle Penne Nere veronesi. E allora la prossima immagine che vi proponiamo qui da Genova è quello dell'Arco della Vittoria. Un Arco della Vittoria che è stato costruito subito dopo la fine della Grande Guerra e che venerdì mattina ha visto l'omaggio ai caduti proprio da parte degli alpini. Un omaggio ai caduti sulle note del Piave, come è tipico delle Penne Nere, ed è proprio qui che vi voglio portare, perché ieri sera è successo un piccolo miracolo. Durante la festa degli oltre 500.000 partecipanti a questa kermesse o comunque a questa festa alpina tra venerdì e sabato, c'erano tanti giovani e lungo Viale 20 Settembre un gruppo di giovani, davvero tanti, hanno prima ballato e poi a un certo punto, quando qualcuno ha voluto mettere l'inno del Piave, l'hanno cantato, e l'hanno cantato anche i giovanissimi, quelli che non ti aspetteresti mai sapessero le parole. E allora vediamo anche questa parte. Dimostrato la meglio gioventù. Adesso vieni qua, perché abbiamo i giovani e abbiamo anche i vecchi. Allora, cosa si prova a vedere tutti questi giovani che, nonostante siano giovani, cantano l'inno del Piave, l'inno del nostro territorio? Vuol dire che i nostri giovani hanno raccolto qualche cosa dal nostro esempio, senza far tanto chiasso, con il nostro semplice far festa, adunate e impegno durante l'anno. Ecco, è questa secondo me la vera anima delle adunate alpine. Saper far festa, saper far gruppo, però quando c'è il momento dell'impegno. E allora si conclude qui l'adunata di Genova. Avete visto il passaggio della stecca, il prossimo anno tocca a Brescia, sarà sempre i primi di maggio, però invece noi ci stiamo preparando per un altro momento, ed è l'adunata triveneta. Un'adunata triveneta quest'anno particolare perché si svolgerà a Gemona a 50 anni dal terremoto. Allora sono con il collega Omar Costantini, che per il gruppo diciamo della parte friulana ha seguito questi giorni con me. Omar,
come ci stiamo preparando per Gemona? Allora, sarà sicuramente un altro appuntamento che seguiremo minuto per minuto, anzi passo dopo passo, come la nostra tradizione, dove andremo a conoscere le storie, a conoscere quello che è stato fatto 50 anni fa, perché il terremoto del Friuli è qualcosa di particolare. Parliamo della prima grande scossa del 6 maggio del 76, poi ci sono anche purtroppo le altre scosse che oltre a creare danni provocarono ulteriori vittime, ma da quel sisma è nato qualcosa di particolare, da quelle macerie è nato quel germoglio particolare che si è espanso e ha portato al modello Friuli, come giustamente sottolineato dal Capo dello Stato. Resilienza è partita dal Friuli, da quelle tragiche giornate a cavallo tra il 6 maggio e il 15 settembre del 1976. Saremo comunque presenti e poi chiaramente la 3 giorni che seguiremo anche lì, possiamo dire, minuto per minuto, visto che le nostre, proprio qua dietro c'è lo stadio di Marassi, possiamo fare un po' un gergo sportivo legato al calcio. Ecco, possiamo dire però che ci sono 11 cantieri che verranno toccati. Ci sono anche gli 11 cantieri. E tra questi cantieri ci sono tantissimi cantieri veneti, anche trevigiani, certo. Ce n'è uno di Pinzano, per dire che è proprio di Treviso. Ecco, ricordiamo tutte le località colpite furono poi grazie anche all'allora presidente dell'ANA Bertagnolli, che volle quei cantieri. All'inizio furono 10, poi arrivò anche l'11°, dove tantissime penne nere, non solo dal nord-est ma da tutta Italia, vennero richiamate dallo spirito patriottico per aiutare i friulani a ripartire da dove purtroppo, quando la terra tremò e fece tutto quel disastro. Ma possiamo dirlo, Lucio, non sarà solo una Triveneto, sarà una mini nazionale. Ecco, esatto, quindi un altro momento importante per quanto riguarda, grazie intanto al nostro Omar Costantini, un altro momento importante che seguiremo come gruppo Media Nord-Est, come abbiamo fatto ad esempio per Conegliano l'anno scorso, e a questo punto da Genova non mi resta che fare questo gesto che facciamo sempre. Con questo si chiude anche per il gruppo Media Nord-Est la 97esima adunata nazionale degli alpini da Genova. Grazie a tutti voi per l'attenzione e adesso linea al telegiornale. Grazie davvero a Lucio Zanatto e Tommaso Migote. Ringraziamo anche l'altra troupe che è stata a Genova per questi 3 giorni, Omar Costantini ed Alberto Pivetta, e per il lavoro fatto davvero in questo importante di questi 3 giorni. Noi lasciamo questa ampia pagina dedicata alla 90esima adunata nazionale degli alpini e andiamo avanti con il telegiornale, andiamo avanti con la cronaca. Fine settimana difficile sul fronte degli incidenti stradali. A Montebelluna 2 auto si sono scontrate, una si è capovolta, 2 persone sono rimaste ferite. In autostrada soccorse madre e figlia per una fuoriuscita autonoma. Uno schianto violento all'altezza dell'ospedale San Valentino a Montebelluna. 2 auto si sono scontrate, una si è capovolta in mezzo alla rotonda. 3 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco. Un 22enne ha rifiutato le cure dei sanitari ed una coppia di Montebelluna rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell'incidente. La notte scorsa una fuoriuscita autonoma lungo l'autostrada 27 a Spresiano. A bordo dell'auto madre e figlia di 57 e 22 anni. La vettura si è ribaltata su un fianco. Le 2 donne incastrate tra le lamiere sono state liberate dai vigili del fuoco e affidate agli operatori del SUEM 118. La causa dell'incidente potrebbe essere un colpo di sonno dell'automobilista. Per i rilievi di legge la polizia stradale. Altro incidente sabato sera a Pederoba, coinvolto un ragazzino di 12enne in sella alla sua bicicletta e una donna di 60 anni alla guida della propria autovettura. Da una prima ricostruzione il ragazzino si sarebbe immesso su via Piave senza concedere la precedenza al veicolo, venendo investito dall'auto. Il 12enne è caduto a terra battendo il capo sull'asfalto e riportando un lieve trauma cranico. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Ladri in azione immortalati dalle telecamere di un'abitazione a Preganziol. Ne rientrano prima perché non si fidano assolutamente di restare via. Una coppia in viaggio di nozze che decide di rientrare prima dopo aver saputo che i ladri hanno tentato di entrare nella sua abitazione. Succede a Preganziol in via Manlio Feruglio. A riprendere l'azione dei malviventi venerdì sera una telecamera nella villetta di alcuni vicini. L'orario segna le 22:27. La famiglia sta per andare a letto quando viene allertata. Mi è suonato il bip della telecamera. Ho guardato subito all'esterno, ho visto passare 2 persone coperte in nero, puntavano verso la casa a fianco,
poi si sono accorti delle varie telecamere, hanno preso e si sono dileguati di nuovo verso i campi che portano alla ciclabile del Lando. Nelle immagini si vedono i due uomini completamente vestiti di nero con il volto travisato da un passamontagna avvicinarsi ad un cancello, guardare all'interno per poi allontanarsi velocemente, forse disturbati dall'accensione di una luce che si attiva con il movimento. Probabilmente si tratta delle stesse due persone immortalate pochi istanti prima dalle telecamere di un'abitazione poco distante. I malviventi si sarebbero allontanati attraverso i campi, passando quasi sicuramente per questo ponticello, un episodio che sta creando inquietudine in questa laterale del Terraglio. Ci siamo parecchio agitati, abbiamo chiamato i carabinieri, sono scesi, sono stati con noi a controllare anche la casa esterna perché i vicini erano via e quindi un po' di allarme. Anche nel vicinato abbiamo anziani, sono stati avvisati tutti, però la paura c'è. Ed ora parliamo dell'antavirus. Il cittadino sudafricano che ha viaggiato nello stesso aereo della donna morta nella nave al largo delle Canarie è ancora in isolamento. Domani sarà sottoposto ad un test. Il soggetto è ovviamente isolato, stiamo seguendo le prescrizioni ministeriali, ringrazio tutti coloro che stanno collaborando, ovviamente i tecnici dell'ULSS 6 Dipartimento di Prevenzione e ovviamente siamo qui per dare una risposta nel più breve tempo possibile. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita la vittima dell'antavirus, morta in nave al largo delle Canarie. Il presidente spiega che in Veneto non c'è nessun allarme. Non c'è nessun caso di antavirus in Veneto, ovviamente questo soggetto è parte di un tracciamento che è stato fatto, noi seguiamo tutte le disposizioni precauzionali per poter dare la risposta più efficiente ai nostri cittadini. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva per questi 4 passeggeri italiani che erano su quel volo. Per il cittadino sudafricano ricoverato a Padova il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato né prolungato, per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale dovrà sottoporsi nelle prossime ore ad un test previsto dal Ministero della Salute. Ed ancora cronaca, baby vandali in azione in via Castel Menardo, gettati nel canale Siletto alcuni arredi dello studio di un commercialista a dare l'allarme a alcuni residenti. Hanno gettato in acqua prima la poltrona e poi una bicicletta a dare l'allarme a una residente che ha visto fuggire alcuni giovanissimi. Si tratta di 3 baby vandali tra i 15 e i 18 anni. Dopo essersi arrampicati sul balcone, sulla grondaia i ragazzini hanno scavalcato la ringhiera del poggiolo di un commercialista, prendendo la poltrona del terrazzo e lanciandola in acqua, prima di accanirsi, anche su una bicicletta legata vicino al ponte in via Castelmenardo, a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l'omicidio di Francesco Favaretto. Non contenti, 3 vandali avrebbero preso di mira alcuni vasi di un locale di un negozio nella stessa via, gettandoli in aria senza motivo. La polizia locale di Treviso è stata avvisata, la poltrona è rimasta in acqua. Bisognerà attendere un'eventuale denuncia da parte del commercialista o della proprietaria della 2 ruote per poter avviare le indagini e identificare anche attraverso le telecamere di sicurezza i 3 ragazzi. Oltre 400 persone si sono ritrovate sulle colline patrimonio UNESCO per dire no ai pesticidi, una marcia che ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da Veneto e Trentino, giunta alla sua 10ª edizione. Il rintocco delle campane ha accolto l'arrivo dei partecipanti alla 10ª edizione della marcia per dire no ai pesticidi. Oltre 400 persone hanno voluto essere presenti, anziani, bambini, famiglie intere, un percorso che si è snodato tra le bellissime colline del patrimonio UNESCO. Certo, questo è patrimonio UNESCO, noi abbiamo problemi anche più gravi nella zona del Valpolicella, zona del Custozza, zona del Soave, zona del Bardolino, stessi problemi, e anche nei meleti della Bassa Veronese. Abbiamo la percentuale più alta di pesticidi di tutto il Veneto. Stop perché? Perché ormai è assodato che sono cancerogeni e creano comunque grossi problemi alla salute, e perché c'è bisogno di un cambiamento. Sono arrivati da tutto il Veneto, ma anche dal Trentino, per manifestare contro i pesticidi, slogan, cartelloni, una marcia che è partita da Cison di Valmarino ed è arrivata fino all'abbazia di Follina. La salute per le persone e per l'ambiente, questo è il nostro appello, è qualche cosa che deve interessare tutti, e quindi ci stupiamo che non siamo
tutti quanti in questa piazza, quindi soddisfatti, ma bisogna fare di più. Siete in tanti, ma servono ancora più voci. Pochi ma buoni. Tante le associazioni ambientaliste, in prima fila anche i sindacati. Noi pensiamo che le battaglie vadano unite, ovvero la battaglia dei diritti dei lavoratori e la battaglia per il rispetto dell'ambiente. Noi oggi stiamo assistendo a due fatti ben precisi, ovvero la violenza perpetrata all'interno di questo territorio, all'interno dell'ambiente circostante, con la monocoltura della vigna e l'utilizzo massiccio di pesticidi per maggiori rese. Dall'altra parte abbiamo lavoratori e lavoratrici sfruttate nei campi che sono attori di una filiera che di fatto svilisce l'agricoltura, non rispetta i diritti dei lavoratori e non rispetta l'ambiente. Un'agricoltura senza pesticidi per salvare l'ambiente e la salute della gente. Perché si passi a un'agricoltura più attenta al territorio, in cui quella che è l'attività economica non vada contro quella che è la salute dei cittadini. Vediamo tanti bambini giovani. Sì, perché ci sono anche l'impegno delle mamme contro i pesticidi e una di loro è organizzatrice tra l'altro proprio della marcia, ed in fin dei conti io sinceramente faccio queste cose più che per me, per questi bambini qua che hanno diritto a crescere in un mondo che sia quanto meno contaminato possibile. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Un intervento concreto sul fronte dell'edilizia pubblica e del risparmio energetico. A Conegliano hanno restituiti alla comunità 14 alloggi ATER completamente riqualificati grazie ai fondi del PNRR. Taglio del nastro questa mattina a Conegliano per i 14 alloggi ATER di Via De Nicola, protagonisti di un importante intervento di riqualificazione energetica. Questa è una grande opportunità perché grazie a un finanziamento europeo di circa 750.000 euro più 60.000 euro messi a disposizione di cassa propria di ATER siamo riusciti ad efficientare questi 14 alloggi. Un intervento che sicuramente non va a mettere nuovi alloggi nel mercato, ma va a rendere degli edifici passati energivori, quindi con classe energetica pari a G. Oggi abbiamo degli edifici che sono in A2. L'efficientamento energetico realizzato si tradurrà in tempi rapidi in un abbattimento dei costi, un risultato che, come evidenziato dagli amministratori, garantirà benefici concreti agli inquilini, soprattutto grazie a una riduzione delle bollette. Le famiglie vedono immediatamente la riduzione delle bollette e dei costi anche rispetto alla gestione. E il tema dell'abitare, che proprio il Presidente Stefani sta cercando di portare avanti, lega proprio questo, il far vedere come possiamo anche riadeguare degli alloggi e dare delle risposte immediate alle famiglie rispetto ai costi, riducendo anche eventualmente quei contributi a carico del sociale che andrebbero invece a sostegno dell'abitare. Tra gli interventi realizzati, cappotto termico, nuovi serramenti, caldaie a condensazione e isolamento del tetto, un progetto che unisce sostenibilità ambientale e sostegno sociale, migliorando la qualità della vita degli inquilini e valorizzando il patrimonio pubblico. L'obiettivo della vivibilità del patrimonio pubblico residenziale è un obiettivo regionale, è un obiettivo anche europeo che passa attraverso lo Stato, e quindi tutta la filiera istituzionale sta andando in questa direzione, ed è molto importante che noi abbiamo delle realtà come l'ATER di Treviso che sono già realtà strutturate che dimostrano efficienza e capacità amministrativa. Dopo 6 mesi chiude oggi la mostra Santa Caterina, da Picasso a Van Gogh, con numeri da record. Straordinaria, diciamo che ce lo aspettavamo ed era l'obiettivo che volevamo raggiungere, però al di là dei numeri è la vitalità in città, no? Che unito a tutti gli altri eventi culturali fa veramente Treviso la capitale della cultura. Ultimo atto della mostra da Picasso a Van Gogh curata da Marco Goldin. Dopo 6 mesi l'esposizione a Santa Caterina, che ha portato per la prima volta in Europa oltre 60 opere provenienti dal Museo di Toledo nell'Ohio, chiude i battenti con numeri da record: 150.000 visitatori, 7.000 solo nel passato weekend. Che però poi hanno visto questi numeri
trovare ospitalità e opportunità alternative alla mostra che hanno fatto sì che queste persone portano a casa un ricordo della mostra e della città importante, che è quell'elemento che probabilmente li farà pure tornare. La mostra, che nei giorni scorsi ha ottenuto il riconoscimento di rilevante interesse culturale dalla Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura, ha raggiunto un altro obiettivo: creare, sottolinea Conte, un percorso di crescita culturale e turistico della città. Significative le ricadute anche sull'indotto, stimato in oltre 10,5 milioni di euro. E allora si guarda ora al domani. Con Marco i rapporti sono ottimi, è molto impegnato perché ha tanti progetti per la testa, anche lo spettacolo teatrale, però è altrettanto vero che stiamo dialogando, poi insomma io sono qui per costruire, quindi arriverà qualcos'altro di importante, speriamo col Goldin, però ci sono davvero tante opportunità. Parte dalla Marca Trevigiana la presentazione delle nuove linee guida regionali di sistema turistico della Regione Veneto. Fondazione Marca Treviso accoglie alla Camera di Commercio la prima tappa degli incontri per presentare il nuovo modello organizzativo basato sulle 17 DMO regionali che oggi diventano i punti di riferimento per offrire un ventaglio di esperienze turistiche coordinate e di qualità ai 74 milioni di visitatori che visitano il Veneto, oggi la prima regione turistica italiana. Un modello di gestione del turismo e quindi poter dare a tutti i territori degli strumenti, ne abbiamo 17 in tutto il Veneto, in questo caso di DMO, di dare gli stessi strumenti a ciascuna di queste perché possano sul territorio poi gestire il turismo in maniera equa ed equilibrata, e penso che questo sia fondamentale, quindi sia dove ci sono le località più importanti come possono essere le città d'arte piuttosto che le città turistiche che oggi sono i top player, ma dall'altra parte anche arricchire quei territori che invece devono crescere, devono ancora svilupparsi. Era un riordino necessario, considerato che sono appena 20 i luoghi più frequentati in Veneto e Fondazione Marca Treviso è stata tra le prime Destination Management Organization a darsi una governance strutturata per le sfide future, ovvero portare più turismo di qualità nelle destinazioni meno battute. In questo momento Treviso è una destinazione giovane, noi siamo a quasi 2,2 milioni di presenze, che nell'ambito regionale è poco, perché sotto i 74 milioni impallidiamo un pochino, ma in realtà noi paghiamo un pochino lo scotto di essere una destinazione giovanissima. Da questo momento in poi possiamo esclusivamente solo crescere e il tipo di prodotto che noi offriamo è multilivello, perché la nostra destinazione è territorialmente variegatissima, i prodotti che offriamo sono di estrema qualità, andiamo dal prodotto ovviamente dell'enogastronomia, le esperienze in aziende di produzione, il turismo outdoor, ovviamente l'enoturismo, le città murate, quindi la destinazione, il fiume Sile, che insomma è un prodotto turistico a sé stante dall'inizio alla fine. Un incontro tecnico dedicato principalmente ai sindaci e alle organizzazioni territoriali sotto la regia della Camera di Commercio, che intercetta bandi e crea opportunità. Abbiamo un aumento dei flussi turistici importanti dal riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio UNESCO, abbiamo investito tanto come Camera di Commercio con la carta di Cison, che proprio nei prossimi giorni avremo un evento qui, sempre con Mirabilia, dove la carta di Cison diventerà una carta nazionale del turismo sostenibile. Abbiamo portato tanti eventi internazionali, il forum del latinoamericano, tra pochi giorni avremo il forum asiatico, quindi la marca la stanno conoscendo ed è giusto che ci sia per il sistema turistico un indirizzo. I giovani del Max Planck si qualificano per le finali internazionali di robotica in Canada ed in Turchia, ma le trasferte sono onerose e la prof lancia un appello per trovare i fondi per sostenere le spese. Dobbiamo partecipare agli internazionali per quanto riguarda Lego in Canada e per quanto riguarda First Tech ad Istanbul in Turchia. Prossimamente, ovviamente è una cosa speciale, meravigliosa, un'esperienza pazzesca per i ragazzi, ma sicuramente un po' corposa per le famiglie, quindi stiamo cercando
aziende, famiglie, chiunque voglia sponsorizzarci in questa impresa. La prof lancia un appello per aiutare i meritevoli alunni dell'ITIS Max Planck di Lancenigo che si sono qualificati per le finali internazionali di robotica, dopo essersi piazzati al terzo e quinto posto delle finali nazionali, a raggiungere i loro obiettivi. 2 trasferte in Canada per la Lego League e ad Istanbul per la First Tech, 2 viaggi che diventano una spesa per le famiglie, ma ai quali non si vuole rinunciare perché i progetti di questi giovani meritano di essere visti da una platea mondiale. Noi ragazze, se abbiamo questa passione, è giusto procedere con questo e fare quello che ci piace e meglio che possiamo. Sei mai stato ostacolato dai genitori? No, mai. Mi chiamo Giulio Bovo, studio informatica e ho sviluppato quest'app io personalmente con l'aiuto dei miei compagni. Abbiamo curato un po' insieme il design e dopo bisognava pensare alle funzioni varie che poteva avere l'applicazione e abbiamo deciso di implementare questa applicazione per dare una mano agli archeologi che dovevano insomma trovare un modo per archiviare e inserire tutti i dati all'interno di un database, di un sistema. Faccio parte di questo team, più la parte di ricerca, la parte del progetto scientifico, dove facciamo in modo possibile di poter fare ricerche e innovare il nostro progetto rendendolo il migliore possibile. Da grande vorrei intanto continuare con gli studi e spero di poter continuare gli studi con l'ingegneria meccanica e di poter raggiungere i miei obiettivi. Soprattutto quest'anno ho provato in prima persona l'esperienza di fare tavolo, quindi far partire i robot durante le gare e durante le nazionali a Palermo, e questo è quello che mi appassiona di più. Infatti durante anche le varie volte durante gli incontri io lavoro soprattutto alla parte di campo del tavolo, quindi a creare i robot. Questa realtà è una realtà straordinaria, i docenti si spendono e tutto il personale si spendono per migliorare il più possibile l'offerta formativa e gli studenti ottengono risultati eccellenti. Più di un adolescente su 2 ha paura del futuro, questo è il dato più preoccupante emerso a Oderzo nell'ambito del progetto Orizzonte Giovani voluto dalla provincia. Ad incontrare gli studenti sono stati gli operatori di Volontari Insieme. Famiglia, amicizia, amore restano le cose più importanti della vita, ma il futuro è un'incognita. Circa il 55% degli adolescenti lo guarda con paura crescente, seguono i timori per la propria salute fisica e mentale con l'ombra del bullismo e delle dipendenze da social. Questa è una delle fotografie scattate all'Istituto Sansovino di Oderzo nell'ambito del progetto Orizzonte Giovani promosso dalla provincia di Treviso in collaborazione con l'ufficio scolastico. Studentesse e studenti hanno così partecipato a dei laboratori di inclusione, pari opportunità, cittadinanza attiva, a tirare le file gli operatori di Volontari Insieme. Abbiamo provato a far ragionare i ragazzi insieme, anzitutto su alcuni dati rispetto agli stili di vita degli adolescenti, per capire se si ritrovano in questa indagine anche che è stata fatta dall'azienda sanitaria a livello provinciale. E poi una volta fatto questo abbiamo iniziato poi a ragionare insieme sulle criticità, sui motivi per cui eventualmente ci sono alcuni comportamenti a rischio devianti. Oggi abbiamo fatto una workshop cittadinanza attiva e inclusione per ascoltare i ragazzi, per ascoltare le nuove generazioni, per trovare nuove proposte direttamente dai giovani. Giovani del Sansovino ai quali si è rivolta anche la ministra alle disabilità Alessandra Locatelli con un videomessaggio. Aprire le porte e dare l'opportunità a tutti di vivere, di lavorare, di potersi formare naturalmente e di avere una vita sociale e relazionale dignitosa. Confrontarsi, il primo passo per crescere, per i giovani, i veri protagonisti dell'iniziativa, questa è l'unica strada. Io credo che sia fondamentale che questi progetti vengano portati avanti, perché comunque ci sono tantissime scuole nelle quali gli studenti non hanno la possibilità di trattare questi argomenti. Di conseguenza, più riusciamo a espandere questa rete, credo che meglio sia per tutti quanti gli studenti delle province di Treviso in primis, e poi magari espandiamolo anche per quanto riguarda il livello nazionale. Ed ora andiamo a Belluno, sostituzione a tempo record alla guida del reparto di nefrologia dell'ospedale di Belluno. Dopo la pensione del primario Andrea Bandera, l'attività si distingue per i dati al di sopra della media nazionale.
300 ricoveri con attrazione intra ed extraregionale, segno più sulle prestazioni ambulatoriali che nel 2025 hanno superato quota 19.000, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Servizio di teledialisi efficiente ad Agordo e Pieve di Cadore ha trovato una situazione più che ottimale il neoprimario della nefrologia del San Martino di Belluno, arrivato un mese e mezzo dopo l'uscita per quiescenza del dottor Andrea Bandera. Non sempre capita di essere così, come dire, veloci. Ci siamo riusciti, questo anche a sottolineare l'impegno che stiamo mettendo per garantire soprattutto alla realtà sanitaria e ospedaliera di Belluno e Feltre delle procedure rapide, in maniera che le unità operative abbiano, come dire, la loro direzione nel più breve tempo possibile. 56 anni, trentino di Trento, il dottor Alessandro Laudon punta a proseguire, a ampliare il servizio di cura offerto dall'unità operativa complessa di Belluno. Ci sono degli ottimi numeri dal punto di vista del rapporto tra persone in dialisi peritoneale e in emodialisi e da trapiantati e persone in trattamento dialitico. La nostra idea è quella di continuare su questa strada. Studi clinici hanno dimostrato che il 10% della popolazione potrebbe avere un problema di insufficienza renale. L'insufficienza renale può essere causata o da malattie primitive del rene, e su queste non abbiamo grandi margini di intervento e di prevenzione, se non il riconoscimento precoce e il trattamento precoce. Le altre principali cause di malattia renale cronica sono l'ipertensione, il diabete, stili di vita non corretti, l'obesità, il fumo. L'età media delle persone in dialisi è di 75 anni e sono 35 i pazienti emodializzati, di cui 2 a domicilio, 11 gli utenti in dialisi peritoneale, 50 i trapiantati di rene, l'ultimo nelle scorse ore, il quarto da inizio anno. La lista del trapianto fa capo al centro specializzato di Padova, il più performante a livello nazionale, guidato dalla professoressa Lucrezia Furian. Ed ora siamo allo sport, il calcio. I campioni di Giovanni Stroppa, con tutti i giocatori, società, staff tecnico e dirigente, hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi in piazza San Marco davanti a 4.000 tifosi arancio-nero-verdi in festa. Ecco il racconto di un pomeriggio davvero indimenticabile. Una squadra da sogno alla fine della cavalcata ha potuto vivere e essere parte di un sogno. Per la terza volta nella sua storia il Venezia Football Club ha conquistato la vittoria del campionato di Serie B. La città ha donato alla società, squadra, giocatori, staff tecnico, l'onore e il privilegio che spettano solo ai più grandi. Per festeggiare la promozione e il conseguente ritorno in A dopo un solo anno, prima il corteo lungo il Canal Grande con un centinaio di barche a remi a scortare i giocatori, poi in piazza San Marco, l'abbraccio della città e dei tifosi arancio-nero-verdi davanti a oltre 4.000 persone in festa. Registi di questa impresa, il direttore sportivo e general manager Filippo Antonelli, al quinto campionato vinto in carriera con il mister Giovanni Stroppa, seconda promozione in consecutiva, e il direttore dell'area tecnica Cristian Molinaro. L'abbiamo vista commossa. Sì, perché lo scenario, tutta questa gente, questa promozione voluta dal primo giorno, sono veramente contento e non volevo tenermela dentro. Lui chi è? È mio figlio Angelo. È una dedica anche per Angelo e tutta la sua famiglia. Angelo, Maria, Giulio e Francesca. Abbiamo parlato un po' anche dell'anno prossimo già col mister. Sì, piano piano adesso ci incontreremo nei prossimi giorni. È stato il corteo? Bellissimo, bellissimo. È stato un grandissimo lavoro di squadra, come è da ormai 4 anni, da quando anche Filippo è arrivato in società. C'è una grandissima coesione, c'è stata una grande voglia di dimostrare che la retrocessione dello scorso anno non ci aveva scalfito, e quindi dal primo giorno c'era una grandissima volontà con un allenatore che conosce benissimo la categoria ma che sa dare un'impronta chiara alla squadra, un gruppo fortissimo di ragazzi e non solo di giocatori. Dal ritiro c'era la sensazione di aver messo su un qualcosa di importante, poi accompagnandoli tutti i giorni e vedendoli tutti i giorni ti rendi conto della forza che un gruppo come questo ha, quindi è stato un crescendo. Un'emozione dietro l'altra fantastica, unica.
È incredibile, non ci sono parole perché comunque è qualcosa di unico, bellissimo, bellissimo. 82 punti in 38 partite, frutto di 24 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Migliore attacco della B con 77 gol segnati e difesa meno battuta del campionato, solo 31 i gol incassati. Andrea Adorante, eletto miglior giocatore. Sotto il cielo di San Marco la squadra ha sollevato in un tripudio di coriandoli arancione-verdi la Coppa Nexus per la promozione, realizzata, nemmeno a farlo apposta, da un veneziano, l'artigiano muranese Marco Varisco. A premiare la squadra il presidente della Lega di Serie B, il Veneto Paolo Bedin. È una emozione incredibile, ammazzare questa Coppa con questa società, con questa squadra è eccezionale, non c'è qualcosa più bello. E poi Venezia per te è importante, no? Anche essere il capitano. Ovvio, l'anno scorso è stato un po' difficile e volevamo riportare la squadra il prima possibile in Serie A e questo siamo riusciti a fare, quindi adesso c'è solo orgoglio. Miglior attacco, miglior difesa, non si può dire niente in più, così siamo in Serie A, meritato, sì. Basta. Questa festa come l'hai vissuta? La festa sulla piazza San Marco è andata bellissima, veramente c'è un onore. Una bellissima occasione per una festa straordinaria in un luogo magico e per un campionato strameritato. È stato un campionato straordinario, equilibrato fino all'ultima giornata, quindi alla penultima non c'era una squadra promossa in A e retrocessa in C matematicamente, non succedeva dal 1977, quindi sicuramente l'equilibrio e poi direi che il merito ha premiato il Venezia, il Frosinone e adesso le altre se la giocheranno ai play-off. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Dopo la sigla, le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.